Buongiorno. Allora, vediamo se oggi Facebook mi permette di rivolgermi a voi. Vorrei tornare su un concetto che stavo commentando ieri e che mi sembra doveroso sottolineare per evitare equivoci. A me sembra che l'analfabetismo politico seminato a piene mani nel dibattito italiano da un progetto più o meno consapevole, insomma, non penso mai ai grandi vecchi, penso ai piccoli scemi, insomma, che spesso non sono neanche vecchi, insomma. Credo nella forza sterminata della stupidità, credo un pochino meno nella capacità di un singolo individuo, un singolo gruppo di individui lucidi di elaborare strategie scacchistiche complesse. Vero è, naturalmente, resta impregiudicata l'osservazione di Adam Smith che il motivo per cui i padroni, lui li chiamava così, masters, quindi è il linguaggio da liberale, non è un linguaggio da gruppettaro di sinistra anni 70. Il motivo per cui i padroni riescono a prevalere sui lavoratori è che i padroni sono di meno e quindi si coordinano meglio. Però da qui a blaterare di agende e a ripetere ogni 2x3 Bilderberg, eccetera, eccetera, insomma ce ne corre, in mezzo c'è il vasto oceano della realtà con tutta la sua complessità. Quindi io non credo che sia stato esclusivamente, principalmente un piano deliberato quello che ha portato a, seminare il tumore dell'antipolitica nel tessuto della società italiana, nella carne viva della società italiana. È indubbio che l'antipolitica fa comodo a chi nella politica vede un argine, cioè ai grandi interessi economici che vogliono spadroneggiare e che quindi demonizzano la mediazione politica in re ipsa, perché il politico deve contemperare gli interessi, il che significa che chi è forte, chi ha la forza economica, mediatica di poter fare come gli pare, evidentemente vede la politica come fumo negli occhi, perché solo la politica, una certa politica naturalmente, quella non catturata dai suddetti interessi economici, è solo la politica può in qualche modo arginare lo strapotere di alcuni e in qualche modo contemperare l'interesse di alcuni con l'interesse della maggioranza. Quindi è chiaro che, l'antipolitica, prima di essere impersonata dai folcloristici scappati di casa che conosciamo, è stata promossa da una serie anche di progetti editoriali che sono stati realizzati e portati avanti da autorevolissimi commentatori, di autorevolissimi giornali, che oggettivamente rispondono ad interessi che non sono quelli del common people, non sono quelli del piccolo imprenditore, anche se il piccolo imprenditore si abbevera a queste fonti avvelenate, non sono quelli del dipendente pubblico, anche se il dipendente pubblico si delizia nella lettura di queste rappresentazioni orientate della realtà, chiamiamole così. È una parola, una perifrasi un pochino più lunga, si dovrebbe dire balle, ma insomma balle non è elegante, queste rappresentazioni orientate della realtà. Allora, adesso voi sapete che, io con gli ultimi, utili idioti dell'antipolitica, con gli ultimi Kindersoldat, dell'antipolitica, ci ho dovuto lavorare, ci ho lavorato anche bene, ci sono anche brave persone, bisogna anche evitare di personalizzare, il dibattito. Esiste una dimensione personale e una dimensione politica.
puoi anche essere una brava persona e essere un nemico della democrazia e del paese, quindi io ti combatterò ferocemente, ti combatterò in tutte le sedi, incluse le dirette Facebook, ma le mie sedi sono le sedi parlamentari, pur rispettandoti come persona, pur ritenendoti in alcuni casi intelligente e simpatico, pur arrivando a pensare che se, diciamo così, semini a piene mani il tumore dell'antipolitica nel tessuto del paese e poi sei così fortemente ancorato fondamentalmente ai due spicci che te danno, no? Che dici di volerti tagliare, ma insomma, vabbè, non lo fai per opportunismo, ma per diciamo, un diverso idealismo, un idealismo che non capisco, ma insomma, tutto bene. Quindi, come dire, io non ce l'ho personalmente con i grillini, ma la dinamica che osserviamo nel dibattito in questi giorni dovrebbe far capire a tutti quanto il movimento che essi impersonano, cioè quello della cosiddetta antipolitica, che poi è un progetto di distruzione della democrazia rappresentativa, che poi è un progetto di distruzione della democrazia, perché noi oggi abbiamo solo la democrazia rappresentativa, altre forme di democrazia non ne abbiamo. Non venitemi a dire che il click sulla piattaforma controllata da non si sa chi è democrazia, quella ovviamente non è democrazia, è un folklore pericoloso. Bene, questo progetto di attacco alla democrazia, di attacco alle regole fondamentali della grammatica democratica, risulta in questi giorni in tutta la sua tossicità e in tutto il suo potenziale corrosivo e distruttivo delle normali dinamiche politiche di un paese. Perché se voi ve ne andate a fare un giro sui social, sostanzialmente il ragionamento che si fa è: stiamo male, quindi attacchiamo l'opposizione, segnatamente attacchiamo la Lega. Allora, ragazzi, forse non è chiaro come funziona. Ve lo ripeto per l'ennesima volta, facendo una premessa. Quello che voi vedete di quello che facciamo noi vi arriva tramite i media, e i media non stanno con noi, quindi non vi fanno vedere quello che noi facciamo, e quando lo rappresentano ve lo rappresentano in modo distorto e non ve lo fanno capire. In compenso, però, come sapete, da mesi io e tanti altri colleghi, penso per esempio al presidente Borghi ma anche altri, spendiamo parecchio tempo per spiegarvi come funziona il processo politico, come si prendono le decisioni e che cosa facciamo per evitare che vengano prese decisioni tossiche. Lo facciamo naturalmente nei nostri canali social perché, diciamo così, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare all'idea che una stampa libera e indipendente offra una mediazione culturale efficace, e quindi abbiamo disintermediato. Se volete sapere che cosa succede, ovviamente che cosa succede secondo noi, potete venire a chiederlo a noi e ve lo facciamo vedere nei nostri canali social. Per esempio, ieri vi ho fatto vedere che io ho votato contro ulteriori inasprimenti delle regole europee in materia bancaria e il PD ha votato a favore. Quindi io ho fatto qualcosa, ho fatto l'unica cosa che posso fare da parlamentare, che è votare contro norme che a mio avviso vanno contro l'interesse del paese. E ho perso perché? E adesso ve lo spiego perché. Ho perso per colpa vostra, non per colpa mia. Ho perso per colpa vostra, di molti di voi che mi ascoltano, molti di voi. Non dico tutti, ma molti. Perché? Perché, vedete, c'è questa idea che mi rendo conto che fate fatica ad assimilare, ma io la ripeterò, e alla fine l'assimilerete. In democrazia si vota, e si vota a maggioranza, non a minoranza, cioè si fa quello che vuole la maggioranza degli elettori, il maggior numero di elettori, d'accordo? Perché? Perché l'idea è che, siccome non si può essere tutti contenti, dal momento che, diciamo così,
Sicuramente in qualche importante laboratorio, magari cinese, si sta lavorando sulla produzione di bacchette magiche, ma siamo un pochino indietro rispetto alla produzione di altre cose, tipo i virus. Allora la bacchetta magica che fa essere tutti contenti non c'è, e quindi necessariamente ci si regola cercando di ridurre il numero degli scontenti, tale per cui quando si prende una decisione la si prende a maggioranza. La maggioranza sostiene il governo comanda. Se adesso le cose non vanno, la colpa è del governo, perché è il governo che sta governando. Chiaro il concetto? Vi sembra strano? Ve lo ripeto, guardate, so che sarete, alcuni di voi, non tutti, una minoranza rumorosa, fastidiosa, ma tossica. Anche il virus è, diciamo, una cellula, anzi non è neanche una cellula, però quando ti entra nel corpo dà fastidio, no? Pur non essendo neanche una cellula. E quindi allora contro questa minoranza rumorosa, che è oggettivamente una malattia della democrazia, bisogna opporsi e spiegare chiaramente come stanno le cose. E le cose stanno che, stranamente, lo so che la parola potrebbe trarre in inganno, no? Perché è il governo che governa. Strano, no? Chi potrebbe mai pensare che chi governa è il governo? Bah, non lo so. Molti di voi no. E allora, come risultato, che cosa fate? Nel momento in cui le cose vanno male, quei piccoli virus tossici, diciamo così, dell'antipolitica, che purtroppo contaminano, me ne rendo conto, anche il nostro elettorato, che io rispetto naturalmente, ma rispetto anche i virus tossici, per carità di Dio. Come dire, io sono animato da quel grande afflato di carità cristiana che permea, non so, tutta l'opera dei grandi, penso a Belli, quando Belli si impietosisce per gli scarafaggi, un sonetto che alcuni di voi conoscono e molti altri no, ma non fa niente, sono tutti creature di Dio, anche il coronavirus, Porella, è una creatura di Dio, anche il grillino è una creatura di Dio, anche l'antipolitico, diciamo in versione magari non grillina ma cottarelliana, è una creatura di Dio, anche chi ancora pensa che il problema sia che la politica, la corruzione ha spesi soldi, la colpa è del debito pubblico, è una creatura di Dio, anche chi non si chiede perché il debito pubblico sia sostenibile al 160%, se c'è la sinistra, a detta della stessa Banca d'Italia, che diceva che quel debito pubblico non era sostenibile al 130% quando c'era la destra, anche quello è una creatura di Dio. Non è che voglio stabilire delle gerarchie, voglio bene a tutti, però sta di fatto che se non capite che il governo governa e che quando non siete contenti ve la dovete prendere col governo che sta governando e non con l'opposizione, i casi sono due: o siete, diciamo così, diversamente alfabetizzati politicamente, anche un po' diversamente intelligenti, se posso permettermelo, perché c'è sicuramente un'intelligenza in quello che fate, ma è diversa dalla mia. Io, quando vedo qualcuno che governa e non sono contento, me la prendo con lui, che è quello che sto facendo peraltro. Mi vedete quando viene il signor Presidente del Consiglio in aula, quante gliene dico, d'accordo? Voi che fate tanto i fregni, sareste in grado di fare dei discorsi come quelli? Non credo. Dice, ma tu fai solo parole. Bene, in Parlamento si parla, d'accordo? Funziona così, perché parlando si rappresentano le idee, chi ce le ha le rappresenta, chi non ce le ha rimane invischiato in quella melma putrida dell'antipolitica, della corruzione, tagliamo, famo, cioè, ragazzi, uno può anche avere tanta pazienza, ma il vero problema è che se noi abbiamo tanta difficoltà a rimettere in piedi questo paese, non è perché non stiamo facendo qualcosa noi, ma perché non avete fatto qualcosa voi, alcuni di voi naturalmente, quelli che non l'hanno fatta, che sono la maggior parte di quelli che si lamentano. E che cosa bisognava fare? Bisognava votare per chi voleva veramente cambiare le cose. E chi voleva veramente cambiare le cose non erano i 5 Stelle.
E quindi, amici cari, siccome ogni 2x3 quelli che vengono sui miei social a dirmi che non faccio l'opposizione maschia e virile o che non faccio niente, risalgo indietro di un paio di anni, è gente che ha votato la Raggi, elogiava Grillo, ritwittava Travaglio, una cosa e un'altra, o magari Cottarelli, che insomma, diciamo, abbiamo capito che l'area austeriano-grillina appartiene alla stessa ideologia sbagliata. Amici cari, mi sembra evidente che dal mio punto di vista il discorso va rovesciato. D'altra parte, scusatemi, andiamo proprio al concetto base. Democrazia significa che comandate voi, e comandate quando? Comandate col voto, d'accordo? Allora, se volete fare qualcosa adesso, ma vi sembra corretto andare a spalare inutilmente merda su un'opposizione che lavora in condizioni complicate perché non è stata capita da molti di quelli che ora l'attaccano quando si doveva votare, e quindi in questo modo aiutare chi governa? Perché se voi attaccate l'opposizione, implicitamente difendete il governo. Quindi, in realtà, non siete persone cui non sta bene come stanno andando le cose. Siete persone cui sta andando strabene e che, come dire, oggettivamente danno una mano a Conte, danno una mano ai pasdaran dell'antipolitica che lo sostengono, danno una mano a mantenere tutto come è in questo momento, danno una mano a chi è contro il cambiamento. Allora, è molto semplice, ve lo dico proprio linearmente. La democrazia funziona così, le decisioni si prendono a maggioranza, d'accordo? Perché il principio è che non potendo accontentare tutti, si cerca perlomeno di scontentare il minor numero di persone. La maggioranza sostiene il governo governa, se le cose non vanno bene la responsabilità è del governo che governa male, e sarebbe gesto intelligente prendersela con il governo che non governa bene, ma e sostenendo l'opposizione che fa quello che può, perché quello che può con i numeri che ha, e i numeri che ha sono bassi in questo momento, quelli della vera opposizione, perché la maggior parte di quelli che ci attaccano sono fan o di Cottarelli e dell'austerità in generale o dei grillini. Questo è il punto. Quindi, amici cari, io meglio di così non ve lo so dire. Se l'avete capito, l'avete capito, e se non l'avete capito, amen, subiremo e sopporteremo, diciamo, l'egemonia dei grillini per ancora un po', l'egemonia dell'antipolitica, l'egemonia del castacricca corruzione, di tutte quelle cose, di tutti quei riflessi pavloviani da poveracci contro cui vi ho messo in guardia per decenni, evidentemente con scarso successo, ma questo sarà sicuramente anche colpa mia. Va pure detto che comunque una persona contro praticamente tutto il sistema dei media più di tanto non può fare. Io non posso diciamo, flagellarmi più di tanto. L'autocritica, il desiderio di migliorare, eccetera, eccetera, ci sono. Credo che possiate anche vederli. L'impegno per portare avanti le battaglie c'è. Ieri, diciamo, a mettere i puntini sulle i contro il prossimo bail-in in aula c'ero io con il mio partito, va bene, a mettere diciamo, ad avvertire che certe norme avrebbero portato a fanno correre il rischio di una fuga agli sportelli. In aula c'ero io, d'accordo? Però visto che va di moda il fate qualcosa voi, spiegate come funziona, spiegate che è questo governo che non sta governando, spiegate perché non riesce a governare perché è composto di 4 anime totalmente incoerenti l'una con l'altra, che non si parlano, perché è subalterno all'Unione Europea, che ha, diciamo, in mente solo le vostre case e i vostri risparmi, che noi cerchiamo di difendere. Spiegate questo, d'accordo? Poi, se ce la fate, che cosa succederà? Succederà che se voi fate qualcosa, alle prossime elezioni, questi prenderanno un bagno. Allora, a quel punto, noi governeremo e voi ci potrete criticare se non porteremo a casa i risultati che vi abbiamo promesso. Tutto qui, tutto qua. Quello che può fare un partito contro un governo che non lo soddisfa, noi l'abbiamo fatto. Ed è stato
fottendocene di perdere eventualmente la nostra carica, staccargli la spina quando abbiamo capito che questo governo era talmente, il precedente esattamente, cioè questo Presidente del Consiglio, era talmente colluso con una serie di poteri vagamente ricongiungibili poi a orientamenti europei, che non ci avrebbe mai permesso di fare la flat tax, cioè non ci avrebbero mai permesso di spendere poche decine di miliardi per far 13 miliardi per far ripartire il paese, mai, e sono gli stessi che ne stanno spendendo 130, cioè 10 volte tanto, senza riuscire a farlo ripartire. Ci siamo? Benissimo. Allora, noi abbiamo avuto il coraggio, abbiamo fatto quello che si fa in democrazia quando non si è d'accordo con un governo. Da politici gli si sottrae la fiducia, da elettori gli si vota contro. Chi vi sta spiegando che in democrazia, quando non si è contenti, si va a rompere le scatole ai politici di opposizione, o è molto scemo o è molto interessato. Io, diciamo così, per gli scemi ho la massima simpatia, magari mi rendo conto che anch'io posso esserlo stato in tante circostanze della mia vita, magari anche in questa, magari è da scemi cercare di spiegare come funziona una cosa a chi evidentemente non vuole capirla, perché chi vuole capirla l'ha già capita e si regola di conseguenza. Con i prezzolati, diciamo così, ho un rapporto un pochino più conflittuale, e con chi gli va dietro però, scusatemi cari, ma voi soprattutto quelli che frequentano i social, dovreste sapere come funziona, sono mesi che vi avverto di come funziona, e allora, per favore, io non è che pretendo di essere un oracolo, vi do degli elementi di valutazione critica, li sottopongo con grande, diciamo, umiltà, pazienza, più o meno pacatezza alla vostra attenzione, però poi dopo, come dire, fate qualcosa, ecco, concludiamo così, fate qualcosa.